Il primo premio per la sezione in lingua siciliana inedita viene assegnata al poeta Michele Sarrica per la lirica La porta di Lisonne Rascurdati. Prego il poeta di raggiungermi sul palcoscenico e proseguirò con la lettura della motivazione. Il tema che riguarda il conflitto tra sogno e realtà, tra illusioni e delusioni, ha sempre occupato ampio spazio nel destino dell'uomo. In maniera viva e persistente questa tematica è entrata nella poesia, che di quel destino è sempre stata voce fedele. Sicché la lirica La porta di Lisonne Rascurdati di Michele Sarrica si colloca dentro questo filone, apportandovi originalità e modernità di dettato, elevatezza di stile e di linguaggio, incisività di immagini e di figurazioni liriche. Per tali motivi questa poesia è stata ritenuta meritevole del primo premio. Ascoltiamo la lirica direttamente per voce di Arocco. Stanotte, mentre il cielo sgravava trona e lampi, mi parsi che una luce scoperchiasse l'oscuro per farmi tagliare la mia sorte. Pareva come un uscio impidugliato, giovaneggi e pensieri, faeggi che si sperdono scantati, cercando lo cortiglio di la luce. La porta di Lisonne Rascurdati, menti sinenti, un pugno di nenti, da sto paradiso che si chiama terra, casa, madre. Lo vento sgrifava le finestre, pensava a tia, a mia, a Navuto, che ne spersimo per sempre, assicutando sonni rascaduti. Mentisi solo, una buccia sperduta sopra un filo d'erba. I remaggi stavano arrivando, da una storia senza più finestre, senza più parole, senza più una grutta, donde appoggiare la stiggia di Natale. Mentisi nico, un caruso scantato, in una casa vacante. Stanotte, quando lo cielo si cutulau di neghi, vitti la mia umbra sciggicare, di sotto i miei piedi, di ringaghi, c'erano 4 stigge, e fu subito giorno. Bravo. Grazie. All'attrice. Allora, nel frattempo siamo qui sul palcoscenico lo scrittore Biagio Scrimizzi e il presidente del consiglio comunale, il signor Vincenzo Quartuccio. Nel frattempo che loro ci raggiungono sul palco, vorrei scambiare un attimino qualche parola con lei. Non vada... Sì, perché insomma adesso c'è la consegna della targa, ma anche la consegna di una borsa di studio di 1.000 euro offerta dall'Unione dei Comuni, dall'Eleuteria Rocca Busambra, che le verranno consegnati direttamente, eccoli qua, sono già arrivati. Allora, lo scrittore Biagio Scrimizzi consegna la targa e la borsa di studio viene consegnata dal presidente del Consiglio Comunale, Vincenzo Quartuccio. Ecco le foto e il ricordo. Ma io volevo scambiare qualche parola con lei, se si può. Allora, innanzitutto, oggi leggevo un po' su di lei, su quelle che erano le sue note personali. Io so che lei, oltre a dedicarsi alla scrittura, sia in dialetto che in lingua, proprio per questo le volevo tra l'altro chiedere, preferisce la lingua siciliana oppure preferisce scrivere in lingua o in dialetto? Allora non è una preferenza, è la lingua che ci cerca, è la poesia che viene, a volte in dialetto, a volte in lingua, cioè non è una scelta dell'autore a monte, cioè non si può dire adesso mi metto a fare una poesia in dialetto o in lingua, è una scelta di cui non so esattamente quale sia l'origine, la fonte o l'input emotivo che ci porta a scegliere di scrivere in dialetto o in lingua. E so ancora di più di lei, perché lei oltre a scrivere pensa anche a una sua, se non erro, dirige un gruppo di ragazzi, se non erro forse una compagnia di teatro. Facciamo anche laboratorio teatrale per ragazzi, per giovani, ecco, in compagnia anche di mia moglie, che lei è l'esperta a questo punto. Io sono soltanto un accompagnatore e un autore, soprattutto teatrale. E poi so che oltre alle poesie ci sono anche canzoni. Allora sa tutto. Sì. Lei emoziona già con la sua bellezza e la sua bravura, e già questo pubblico emoziona di per sé. Già salire su questo palco
sapere di essere stati giudicati da una giuria così qualificante, in uno scenario così stupendo che grazie a Dio quest'anno ci ha dato l'opportunità di godere. Ma guardi, in realtà lei deve sapere che c'è stata una telefonata, c'è stata un'intercessione di quelle, perché abbiamo detto mettiamoci d'impegno quest'anno, facciamo una preghiera in più e vediamo un attimino, ci siamo riusciti, cioè siamo stati, quest'anno è andata bene. Allora, lei ha fatto la sua danza. Grazie di cuore, soprattutto complimenti a Michele Sarrica, primo premio, sezione lingua siciliana inedita.